La Democrazia Cristiana rompe gli indugi e guarda già alle regionali del 2027 dall'assemblea che si è svolta a Caltanissetta. Ieri il partito ha ufficializzato il suo sostegno alla seconda ricandidatura di Renato Schifani a presidente della regione. Il tema trattato ha avuto come titolo Direzione Futuro, che ha visto i segretari regionali della coalizione di centrodestra e dirigenti provenienti da tutta l'isola. Un appuntamento che ha segnato il rilancio politico della Democrazia Cristiana dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il presidente del partito. La DC guarda avanti e pensa al futuro della Sicilia, si prepara fin d'ora alle elezioni del 2027, hanno dichiarato così i commissari regionali Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi. La nuova governance si è insediata dopo l'inchiesta che aveva coinvolto Totò Cuffaro, ex governatore della Sicilia. Da Caltanissetta ribadiamo il nostro sostegno a Schifani, sosterremo una seconda candidatura, questo quanto affermato da Laura Badessa, presidente della DC Sicilia, e Carmelo Pace, capogruppo all'ARS. Nel corso dell'assemblea sono intervenuti anche deputati regionali, Ignazio Abate, Nuccia Albano, Carlo Auteri, Serafina Marchetta e Andrea Messina, che hanno sottolineato la volontà del partito di rafforzare il progetto politico, consolidare la presenza nei territori e costruire con responsabilità la proposta per la Sicilia di domani. È stato un incontro molto partecipato, di grande rilevanza politica e organizzativa, ha concluso la Badessa, utile per fare il punto sull'attività svolta, definire le strategie future con uno sguardo proiettato al prossimo anno. E all'indomani dell'Assemblea regionale della Democrazia Cristiana a Caltanissetta è arrivato anche l'intervento del consigliere nazionale Giuseppe Migliara, che sottolinea il clima di partecipazione e compattezza registrato durante l'incontro. La Democrazia Cristiana viva e più forte che mai, ha affermato Migliara. L'Assemblea regionale ha riconfermato la nostra determinazione e la nostra unità nel proseguire gli obiettivi di rinnovamento e crescita della Sicilia. Per il consigliere nazionale Migliara, in un momento delicato per l'isola, la Democrazia Cristiana si propone come punto di riferimento stabile, capace di guardare al futuro con fiducia e responsabilità. Il nostro impegno è chiaro: sostenere la seconda candidatura del presidente Schifani, lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la Sicilia. Migliara altresì ha ringraziato i dirigenti, militanti, simpatizzanti che hanno partecipato all'assemblea, parlando di una comunità politica che non si arrende e non si ferma di fronte alla difficoltà.